laboratorio della Marocco Gioielli. La fusione la facciamo, si può fare sia con dei forni elettrici oppure a mano. Diciamo che la fusione si porta il metallo a una temperatura di 1080 gradi e poi si cola nelle staffe a seconda da che cosa vogliamo realizzare, se vogliamo realizzare del filo o della lastra. Finita la fusione, il colaggio del materiale fuso, ne ricaviamo una lastra che poi andremo a laminare con un'attrezzatura che è simile a quella della pasta, ma molto più in grande, diciamo. Si porta allo spessore che ci può servire, quindi intorno ai 25-30 micron, e otteniamo la lastra per fare svariate lavorazioni. Invece poi il filo liscio lo utilizziamo anche per fare le palline. Nelle ferissate ci sono le palline, no? Le palline vengono fatte in un pezzo di legno un po' bruciato, quindi che praticamente il carbone che c'è sopra il legno funge da separatore, diciamo, non fa appiccicare gli oggetti, diciamo. Nella base dell'anello, che è una lastra sagomata e fatta con una certa forma, vengono posizionati i canottigli e vengono saldati. Canottigli, pallini, insomma, ci sono, diciamo che la lavorazione si svolge in 5 o 6 fasi, perché i canottigli non è che uno può buttare tutti i canottigli, posizionarli, saldarne una parte, posizionarli, continuare e saldarne un'altra parte. Una volta che ha finito questa lavorazione, l'oggetto, siccome quando lo saldi viene decappato, viene nero, quindi ha bisogno di essere ripulito, si mette in un decappante, poi si continua e si montano i famosi pallini che abbiamo visto prima. Oltre alla lastra dobbiamo fare anche del filo, quindi sia per fare la filigrana, che sono 2 fili in effetti, che vengono torciti con una tavoletta in vari passaggi. Chiaramente la filigrana ha bisogno di una certa consistenza, quindi si fa una prima torcitura, si mette a fuoco e si fa un'altra torcitura fino ad arrivare al risultato ottimale, diciamo. La corbula non è altro che una lastra bombata, dove viene appiccicato un filo saldato al centro e poi diciamo manualmente viene fatta questa spirale che forma questo gioiello sardo, diciamo.